Ci vorrebbe durante la pubblicità la diretta ugualmente, perché vengono fuori sempre delle cose interessanti. Elisabetta, dal web, novità? Ti faccio vedere questo post che ha scritto Luigi Di Maio, qua siamo sulla sua pagina Facebook, dove praticamente ha scritto: mantenendo sempre tanta prudenza ma con umiltà ci rialziamo, e ha ripreso il Twitter che ha scritto: l'avevamo detto, se i dati del contagio fossero stati confortanti avremmo anticipato le riaperture. Bene, le regioni riceveranno le linee guida per far riaprire dal 18 maggio bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, grazie all'impegno dei cittadini. L'Italia riparte. Questo l'ha scritto 29 minuti fa. Bene, questo era già preventivato, si sapeva già che doveva accadere ciò, visto che i numeri stanno migliorando. Speriamo che anche, poi Bisato si arrabbia con me, ma non voglio prendermi né con Bisato né con gli ospiti di studio. Io sono e sto dalla parte, Bisato, di quei poveri cristi che vedo tutti i giorni. Già l'Italia e il commercio stava andando a ramengo per via ovviamente di Amazon, faccio nome e cognome, va bene, perché ormai davvero sta cambiando anche il commercio. Aggiungiamo anche questo virus, davvero credo che i commercianti, come diceva Interdonato durante una pubblicità, a settembre davvero vedremo una catastrofe, e io non vorrei che ciò accadesse e vorrei che lo Stato davvero intervenisse nella maniera più rapida e veloce. Ecco per quale motivo dico questo. Andiamo con i messaggi, poi ritorniamo da Berticca, Enrica e Freme. Andiamo nei messaggi, vediamoli, 4, grazie alla regia. Buonasera, io ho un piccolo negozio di abbigliamento per bambini e posso confermare che a tutt'oggi non ho visto un centesimo. Grazie, se magari che rifermate, va bene che abbiamo il vostro numero di telefono, però ci farebbe piacere. Grazie, andiamo con il prossimo. Buonasera, volevo chiedere al segretario se ha qualche buona notizia per Plateatici, grazie Silvia. Andiamo avanti, i Plateatici ovviamente il Comune dovrebbe dare ovviamente lo spazio che gli era stato tolto proprio per quello che sta accadendo. Chiedo agli esperti in studio, non si potrebbe dare una cifra proporzionale in base alla diminuzione del fatturato? Poi risponderà Interdonato. Andiamo nel prossimo. Ciao. Poniamoci questa domanda: se lo Stato non riesce a rendere meno drammatica la situazione delle migliaia di persone colpite dal terremoti, siamo recidivi per inefficienza, come possiamo pensare che ora si riesca a risolvere il problema di milioni di cittadini? Questa è una domanda che poi la girerò a Bisato perché la condivido, però prima vado da Patrizio Bertin. Prego Bertin. Sì, beh, intanto vorrei che fosse chiara una cosa. Prima di tutto io non faccio politica, rappresento una categoria economica, e quando le parti socie, e Alessandro Bisato lo sa benissimo, vanno a parlare con il governo, hanno ben chiaro cosa chiedere, perché lo condividiamo. Noi abbiamo chiesto sempre e soltanto che ci diano dei soldi a fondo perduto per poter riprendere le attività, perché con un periodo così lungo difficilmente un imprenditore riesce a ripartire, e sfido qualsiasi magari politico che venga, se no gli diamo le chiavi del nostro negozio e lo mettiamo alla prova, e questo penso sia un dato di fatto. Ma al di là di questo ci rendiamo conto che oggi ne abbiamo 11, si parla di riaprire il 18, okay? E verranno date le linee guida venerdì sera molto probabilmente, e uno deve riaprire il lunedì mattina osservando, e perché noi diciamo sempre vogliamo riaprire in sicurezza, ma metteteci in condizione di riaprire in sicurezza, perché altrimenti incorriamo a dei problemi che nessuno vorrebbe affrontare. Oltretutto ci rendiamo conto che quando apriremo con metà forza lavoro, perché il nostro fatturato è già destinato ad essere metà, e quindi è un problema sociale questa situazione qua. Vogliamo renderci conto dobbiamo prenderla molto ma molto seriamente, perché quello che le va a discapito non è solo l'imprenditore, okay? Ma è tutto quelli nostri collaboratori che dovremo lasciare a casa. Per noi non è una cosa semplice, dobbiamo affrontare questa situazione anche con molta serenità, e la serenità ce la dovrebbe dare Alessandro. Lo Stato dovrebbe dire state tranquilli che troveremo le soluzioni per cui vi mettiamo, ma quello di fare la ritenuta da conto per l'affitto e che vado a recuperarlo quando che adesso c'è bisogno di liquidità,
c'è bisogno di liquidità che non è quella che le banche stanno dando, la liquidità, Patrizio Bertini perché ci mettono in condizione sempre e comunque, ok, Patrizio Bertini è stato chiaro, Bisato dà una risposta rapida alla richiesta di Bertini, perché l'ha fatta lui, non l'ho fatta io, l'ha fatta Bertini e dice no, il governo deve rassicurarci, ma deve rassicurarci in fatti, non in parole. E questo secondo lei il governo lo sta facendo, Bisato? Perché il problema è solo quello, lei non è, io sono convinto che lei da bravo sindaco, se fosse al governo, ragionerebbe come quei pori cristi di imprenditori, mi scusi se li chiamo così, ma devo chiamarli così perché fra poco saranno in croce, e quindi se lei fosse lo Stato rimedierebbe subito perché ha la mentalità da sindaco. Ma secondo lei il governo sta facendo quello che correttamente dovrebbe fare, perché tutta la gente non piangerebbe così Alessandro Bisato? Sto difendendo Alessandro Bisato come uomo perché so che la pensa nella maniera giusta. Caro direttore e carissimo presidente Bertini, che conosco, ammiro e apprezzo, adesso parlo a cuore aperto. Io penso che lo Stato, il governo, nel tentativo di tenere insieme la parte sanitaria con tutto il sistema burocratico, che è una parola brutta ma che significa avere al tavolo l'INAIL che ti dice che se apri non ci sono i dispositivi e bisogna confrontarsi con 100 categorie che ti dicono che 4 metri sono troppi, che 3,5 forse può andare bene, ma poi devi interloquire con qualcuna. Questo è il nostro sistema Italia. Questo è il dramma cambiare, di Bisato, chi che lo sto cambia? cercando di dirvi da Bisato, tutta la sera. Bisato, fermo. Perché se non riusciamo a far capire questo ai telespettatori, anche noi stessi, anche stasera, diamo illusioni. Bisato, fermo lì, Bisato. Perché io sono il primo a dirvi, e poi mi blocco perché ho sentito che il direttore vuole intervenire, sono il primo a pensare che, caspita, se un Presidente del Consiglio va davanti alla nazione e dice entro una settimana avete 25.000 euro in conto, lui pensava che facendo una mail gli arrivassero veramente. E poi si accorge che probabilmente ha mancato di fare un ulteriore passaggio con l'ABI che gli ha detto dopo 15 riunioni interne che serviva lo scudo penale. E non trova grave, che questo è il sistema di fondo. Bisato non trova grave che nel quale siamo tutti invischiati. E allora io mi aspetterei e poi chiudo, mi aspetterei che in un momento di guerra interplanetaria, perché questa è una guerra sanitaria mondiale, noi remassimo tutti dalla stessa parte. Bene. Allora se io stasera, ve lo dico adesso in modo che non debba essere ripreso poi, dico che qui in Veneto da un punto di vista sanitario è stata la migliore regione d'Italia e che probabilmente nel combinato disposto di un po' di fortuna che aiuta gli audaci e di buone scelte anche da parte della nostra politica regionale, guardate cosa arrivo a dire e dovrei dirvi invece e trovarvi tutte le cose che non funzionano, questo lo attribuisco e lo scrivo anche fosse contro i miei, altrettanto mi aspetterei che tutta la classe dirigente di questo Veneto, tutta la classe dirigente a cui tutti vogliono appartenere, che siano politici o non siano politici, abbiano la coerenza di dire che è il sistema in generale che blocca l'arrivo delle risorse. Ormai Bisato non sono più una discussione ampia da perfetto, farsi. Però Bisato io non sono più giovane, però è una vita che sento che la burocrazia qui è un macigno per tutte le parti politiche che vanno al governo. Le faccio una domanda, e perché questa politica che può farlo, esempio il ponte di Morandi l'hanno fatto in un anno con un commissario, la domanda che le faccio, mi lasci terminare, Bisato, fermo lì. Bisogna fare un commissario ad hoc per un'opera pubblica, significa che tutto il sistema stratificato in 40 anni del mondo delle attività pubbliche è da cambiare, perché non può essere che la straordinarietà fa prima dell'ordinarietà, significa che va cambiato totalmente. Bisato, le spiego, ma non trova davvero ipocrita che io da cittadino italiano sento tutti i politici che mi dicono qui in Italia la burocrazia è un male che sta rovinando l'Italia, un male che sta rovinando le aziende, un male che sta rovinando tutto. La domanda che mi faccio da cittadino italiano, ma la politica che dirige questo paese non può cambiare la burocrazia? Se non la può cambiare la politica, chi la cambia? Il mio zio, il mio cugino? Perché se la politica, qualsiasi parte essa sia, non può far questo, è inutile che chiunque vada al governo mi continui a dire che c'è la burocrazia, perché la burocrazia bisognerà pure diminuirla.
E se non la diminuisce, le ripeto la domanda, non lei, ma la politica in Italia, chi può togliere una parte di questa burocrazia? Perché sono stanco, mi creda, di sentire la burocrazia in Italia. Ma santo Dio, toglietela, no? Oppure limatela, oppure sistematela. Qualsiasi governo che io ricordi in Italia l'ha sempre aumentata. Mi domando perché, mi dica il perché, indipendentemente dalla parte politica. Mi dica il perché. Oggi il governo c'è... Come io stasera sto parlando forse troppo a dispetto degli altri, ma giustamente lei mi chiama a rispondere perché io mi sono preso la briga di dire delle affermazioni forti. Guardi che io altrettanto gliela rivolto, perché adesso sa, emergeranno sicuramente, perché alcuni sono già sotto traccia, qualche scandalo nell'acquisto in emergenza delle mascherine, nell'acquisto di qualche altro materiale, allora verrà fuori una linea di pensiero che dice che quella operatività là andava vagliata prima dall'ANAC, serviva l'ispettore di turno e questa si chiama burocrazia. Esatto, non allora, ne veniamo più fuori. Vabbè, non ne veniamo più fuori, non riesco più a venire fuori. Non sono nate sotto il pero, sono la conseguenza del nostro. Ma cambiamola, esatto, cambiamola. Chiedo all'assessore, chiedo ai politici qui presenti, cambiatela, no? Se non la cambiano i parlamentari, i politici italiani, chi la cambia? È chiaro che ha ragione lei che c'è reclamo, il controreclamo, il TAR, il non TAR e tutto quello che succede dietro a qualsiasi faccenda accada, ma cambiate in questo sistema, no? Se non lo cambiate... Però noi ci troviamo nelle condizioni che abbiamo una società che al 95% si comporta bene ed è onesta e c'è una piccola percentuale che molto probabilmente fa quello che adesso stava preventivando, ma non solo in quel caso, in tanti casi Bisato. Il problema è che ogni volta che qualcuno sbaglia o si comporta male, gli iter procedurali vengono appesantiti per andare a colpire quel 5% senza capire che quel 5% che fa il furbo continuerà a fare il furbo, perché comunque la strada di fare il furbo la troveranno sempre, ma andranno ad impedire a quel 95% di poter operare in maniera più snella. Io vi faccio solo... bisogna avere coraggio, bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni dove tu devi fare prendere delle decisioni dove tu aiuti chi si comporta bene e bastoni in maniera feroce chi si comporta male. Chi deve fare questo? Il governo? No? Sempre il governo. Il governo o le regioni se ci danno l'autonomia. Vabbè, il governo o le regioni. Perché è ovvio che se ci danno l'autonomia... Possiamo dire, lo fa la politica, anche quello che ha detto lei, la politica, e che condivido. Assolutamente. Allora assolutamente. Fatelo, no? Mi scusi, ma guardi, io ho fatto il sindaco per 6 anni, ho sempre sentito parlare che se tu ti comporti come sindaco virtuosamente, ok, hai dei benefici. Quindi i sindaci, c'è un 95% di sindaci in Italia che amministrano virtuosamente il proprio comune, poi ti ritrovi l'anno scorso che hanno fatto un bando 1 anno e mezzo fa dove praticamente hanno dato risorse solo a chi aveva il bilancio in dissesto. Quindi prendendo per i fondelli tutti quei sindaci che si comportavano virtuosamente. Allora decidiamoci, vogliamo aiutare l'onesto e vogliamo aiutare chi è virtuoso o andiamo ad aiutare chi fa i furbi? Il suo ragionamento davanti non fa una grizia. Io dico solo, fatelo. Dico solo una parola, fatelo, indipendentemente da chi, perché il suo ragionamento non fa una piega. Sono il 5% che sono dei banditi, metteteli in galera, punto, fatelo. Se poi ti accorgi che li mandano fuori però, addirittura perché hanno il problema del virus, ne capita tutti i colori. Però su situazioni emergenziali e straordinarie vanno messe misure anche emergenziali e straordinarie. Perché se abbiamo fatto l'esempio del Ponte Morandi e siamo tutti d'accordo... Ho fatto l'esempio perché è stato costruito certo, è stato fatto in deroga fuori da tutti i crismi del codice appalti e quant'altro, però è pronto. Nelle ordinarietà della burocrazia ci avrebbe messo 3 anni. Questo è stato detto a un convegno a Genova che ho sentito 3 anni. Sì, 3 anni. Oggi, e anche, forse. Ma oggi in una situazione di emergenza ci vogliono scelte coraggiose e emergenziali e quindi uno che ha il potere di andare oltre a questa burocrazia oggi ci vuole, ma per distribuire gli 80 miliardi, perché se oggi noi dovessimo dire, e non lo dico con polemica, di quegli 80 miliardi, a parte che il decreto non è ancora approvato per i 55, ma degli altri 30, quanti sono arrivati a destinazione? Quanti? Facciamo un totale.
non sono arrivati e quindi ci vuole un commissario straordinario inviato e invitato dal governo a fare scelte straordinarie, in modo tale che il presidente di Confcommercio possa dire ai suoi iscritti: domani mattina arriva queste quote per partite IVA e non le partite IVA dormienti, perché oggi hanno preso i 600 euro anche chi aveva una partita IVA senza guardare se aveva un volume d'affari lo scorso anno, e questi filtri qua si hanno, basta metterli in pratica. La comunicazione dati IVA del 2019 è stata inviata da tutti entro il 31 di marzo, quindi avete il volume d'affari di tutto lo Stato, però sono stati dati 600 euro anche a chi aveva la partita IVA del nonno che portava l'uva in cantina, ferma da 10 anni. Il parrucchiere, il barbiere che è fermo da 3 mesi e non lavora, non ha preso i 600 euro, ovvio che si incazza, ovvio. C'è stata una richiesta, scusate, a livello di tutte le regioni in Commissione Infrastrutture a Roma, dove, proprio perché tutti di solito quando ci sono problemi di momenti di crisi dicono investiamo nelle infrastrutture, rifacciamo ripartire l'Italia, però poi queste infrastrutture investiamo, ma la burocrazia e tutte le procedure le bloccano. Abbiamo un grosso problema di un imbuto al Ministero dell'Ambiente, perché tutte le pratiche che vanno in via nazionale arrivano al Ministero dell'Ambiente e là giacciono un anno e mezzo, 2, e si perdono praticamente negli uffici del Ministero dell'Ambiente. Tutte le regioni trasversalmente, quindi non una parte politica, ha fatto una richiesta nella Cura Italia al governo, che poi non è stata accettata, di dire per 3 anni facciamo sì che per sbloccare tutte le opere che sono bloccate al Ministero dell'Ambiente la via, invece che essere nazionali, diventi via regionale in via del tutto straordinaria per 3 anni, quindi quelle pratiche le riportiamo all'interno delle regioni, le procedure all'interno delle regioni sono molto più snelle e facciamo partire tutta una serie di opere che sono bloccate e non riescono a vedere la luce. La risposta del Ministero dell'Ambiente è stata assolutamente no. So che la parte PD era anche favorevole, ma i grillini assolutamente hanno detto di no. Va bene se tu dici no, questa non è la soluzione, ma trovami il modo però di sbloccarmi le opere. Certo. Mi va bene che mi dite di no, vogliamo farla noi, ma allora velocizzate, perché una via nazionale dovrebbe durare 6, 7, 8 mesi, non 2 anni. E nel momento in cui un'opera mi rimane bloccata là 2 anni, poi da quando inizi a pensarla, la progetti e arrivi ad aprire il cantiere, sappiamo benissimo che passano gli anni, ma sono tutte in procedure istruttorie. Volevo chiedere a Bisato, per prima di congedarlo, se secondo lui ne verremo fuori e non sarà, come diceva durante una pubblicità Interdonato, che qui rubo quello che ha detto, che altrimenti sarà una catastrofe. Cosa vede come futuro Bisato? Che futuro sarà? Sono seriamente preoccupato, perché obiettivamente adesso tutti abbiamo questa fortissima aspettativa per lunedì prossimo, ma ho l'impressione che poi l'adrenalina che come si mette quando si fa una competizione o comunque nei quarto d'ora precedente quando lottavo con voi, poi viene meno e uno ha l'effetto invece contrario che come dire, gli cala l'adrenalina, perché vede che in realtà ha aperto il negozio, ha aperto l'attività, ma non è detto che entrino le persone. Quindi io sono il primo ad essere seriamente preoccupato della situazione che viviamo. Ma se gli arrivano i soldi almeno respirano. Però se arrivano i soldi respirano. Scusi, non l'ho sentito. Se arrivano i soldi dallo Stato, queste aziende che lei ha fatto e ha citato, questi commercianti respirano. Ma è chiaro che anche un rivolo di acqua in uno stagno che è secco serve. Chiaro, e quindi l'aspettativa su cui metteremo tutte le forze possibili e immaginabili, e spero tutti univocamente dalla stessa parte e non per fare polemica, cosa che non ho da alcuni sentiti, quindi come dire, faccio la premessa perché altrimenti poi mi vengono rimbeccato, sia quella di fare in modo che queste risorse, che ripeto a tutti, perché stasera, e poi so di aver parlato forse troppo, non abbiamo toccato un altro argomento che anche questo è assolutamente inflazionato con l'opinione pubblica, che è l'Europa. L'Europa ci sta dando o non ci sta dando una mano? L'Europa ci butta ancora di più dentro il burrone o non ci butta dentro di più ancora il burrone? Ne parlo dopo col prossimo ospite. Rimaniamo... Ecco, bene, discutetene ampiamente. Io cercherò, assieme alle interlocuzioni avute con le categorie, di migliorare il più possibile sto decreto, in modo, quando uscirà, spero domani, in modo che il prima possibile quei pochi
quei pochi soldi, perché non si possono creare grosse aspettative nel dire che se siamo fatti da 60 milioni sta nazione, c'è l'attività produttiva, l'attività commerciale, gli artigiani, quel poco che deve arrivare arrivi il prima possibile. Bisato, allora prima, visto che rappresenta un importante partito al governo e potrà interloquire, interloquisca domani cercando di far capire che in settembre si accumuleranno una valanga di scadenze fiscali. I saldi 2019, gli acconti 2020, tutta la rottamazione ter, tutte le rate della precedente rottamazione e le sospensioni più praticamente sarà un'ecatombe da un punto di vista fiscale in termini di versamento, per cui da questo punto di vista le chiedo da tributarista faccia di tutto perché almeno vengano diluite. Non dico che una cosa buona perché arrivino denari alle imprese sarebbe quella di un anno in bianco. Posso anche capire che non si vuole farlo, bene, ma che almeno vengano diluite in un arco temporale molto ampio, perché a settembre, le ribadisco, da un punto di vista finanziario, le imprese non avranno i denari per far fronte a tutto. Ecco, grazie Alessandro Bisato. Prima ovviamente... Su questo volevo interloquire, ma capisco che non posso. Posso dare un briciolo di risposta su questo? Certo, però se è breve Bisato, perché poi saluto anche Bertini. Brevissimo. Però permettetemi, senza nota polemica. Quando uno parte così vuol dire che già vuole farla. Se tutti gli italiani gli fosse permesso di non pagare quest'anno un anno bianco, bisogna altrettanto che diciamo che fra qualche mese lo Stato non ha le risorse per pagare le pensioni, gli stipendi e tutto quanto va dietro. Questo bisogna che abbiamo l'onestà intellettuale di dirlo, perché altrimenti vendiamo fumo. E sta cosa qua, da qualcuno che certamente non con la capacità del mio interlocutore in studio, ma qualcosa ne so anch'io, visto che vengo un pochettino da quel mondo, bisogna che ce lo diciamo. Allora, bisogna rinviare e diluire alle categorie che sono, come dire, dentro il buco nero della crisi, ma non possiamo vendere a tutti l'idea che non si debba per quest'anno pagare nulla, perché saltiamo in aria. Sì, però Bisato, che qui io mi metto dalla parte del conduttore e del cittadino, tutto giusto quello che dite, però bisogna che l'Europa o qualcuno dia una mano al nostro paese, visto che ha dato molti soldi all'Europa, e che dia dei soldi a fondo perduto e che capisca la situazione, perché se non succederà questo diventerà una nazione che a settembre potrebbe diventare, mi auguro di no, un problema sociale, e quindi tra il problema sociale... Allora bisogna andarsi a prendere i 34 miliardi del MES, anche se suona male dire MES, anche se suona come se dovesse arrivare la Troica, che non arriverà mai, perché bisogna dire che non ci sono le condizionalità, non ci sono condizioni, e quei 34 miliardi in prestito quasi zero, allo 0,10% Senta, Bisato, in 10 anni, significa risparmiare 5 miliardi di interessi sul debito. Robe qua bisogna cominciare a dirle, anche se magari non rende in termini di consenso. Bisato, stia attento, facciamo così, perché altrimenti lei deve intervenire. Vuole rimanere tutta la trasmissione? Mi farebbe anche un piacere, collegato. No, se può rimanere mi farebbe molto piacere, man mano... Come vuole lei, ma io non voglio essere... Allora, chiedo alla regia, Denis, Bisato rimane tutta la trasmissione, però congedo Patrizio Bertin. Se Patrizio Bertin, invece la domanda che ho fatto a Bisato, vedrà un futuro davvero positivo oppure davvero, io credo sia la seconda ipotesi, negativo. Patrizio. Allora, io da imprenditore devo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti se no non farei questo lavoro. Però ritengo che qualche preoccupazione che ha dato Bisato la vedo anch'io, cioè domani vedere la gente nei negozi, perché aprile si fa presto, però bisogna anche avere il cliente che comincia a spendere. E quello che i dati che abbiamo noi, 83 miliardi, che è il calo dei consumi, è una cifra che ci spaventa moltissimo, perché questo fa significare che una parte dei negozi dovranno comunque sparire. Questa è la verità. E noi siamo abituati a fare sempre il conto, il conto economico molto attenti, perché siamo imprenditori. Se non circola denaro, chiaramente le imprese fanno fatica a stare in piedi. Quindi è tutta una preoccupazione che abbiamo, avere soldi in questo momento
noi lo stiamo dicendo da molto tempo, avere liquidità serve per tenere in piedi, ma per ripartire serve avere la fiducia nel paese, la fiducia nell'imprenditoria, la voglia di rimettere in gioco l'Italia, e per mettere in gioco l'Italia la domanda, Bertin, io l'ho semplificata perché deve fare una grande parte, ecco, altrimenti siamo condannati. Ecco, la domanda che le faccio in conclusione, perché queste cose, siccome io e lei ormai ci vediamo e ultimamente la vedo più spesso di mia moglie tramite queste trasmissioni, la mia domanda era molto semplice: vedrà un futuro positivo o negativo, sì o no? Tutto lì, perché quelle cose che lei sta dicendo le ha ripetute correttamente e sono altro e nient'altro che la verità, però tutto quello che si discute, si parla e che dice il governo, man mano che passano i giorni, lo vede sotto un profilo positivo? Ha speranze positive o negative? Il futuro sarà un futuro difficile, questo è sotto gli occhi. Questo l'abbiamo capito. Non sarà certamente una passeggiata, sarà un futuro di lotte e sarà un futuro dove chiederemo al governo, ok, quando non avremo più i soldi per pagare le tasse, di fare qualcosa, di trovare qualche soluzione. Va bene, perché grazie. Noi non possiamo fare altrimenti. Grazie Patrizio Bertin, allora andiamo in pubblicità, Bisato rimane collegato, rimanete con noi a tra poco. Le tasse.